tutorial su come fare alzare i pompini. Non sta tanto litigare. Oh, buongiorno signor bambino. Gentile pubblico, buongiorno. Oggi è una giornata sfigatissima, in quanto c'è nuvolo e molto probabilmente pioverà. Però vedi, la vita sa sempre rifarsi, sa sempre scusarsi e ricompensare la vittima, in questo caso il Singano, e anche te, insomma, che stai guardando il video, con dei suoi doni. Nel dono di oggi abbiamo il tutorial su come lavarsi i denti da parte di Francesco. Impara in corsivo sempre. Cioè, non è tanto la ruota, chi se ne frega, ma cazzo durante le ferie, porca puttana, che due coglioni. Sì, scusate, volevo dire che due testicoli. Ringraziamo i camperisti che hanno lasciato viti e bulloni e noi ce li siamo presi, vedi, questo è anche un po' un insegnamento per tutti quanti. Quelle cose che per te magari sono cazzate, per gli altri diventano grandi rotture di palle. Piove, Singano bagnato, Singano fortunato, non è vero niente. Io vado anche in sbattimento, cioè ieri ero in testa piscina de mare, piove, vabbè dai, da domani bello. Allora l'ultima sedia la mettiamo quando abbiamo finito di preparare. La pioggia, facciamo la cacio e pepe. Mentre caldo news fa il ragù. In esclusiva sul canale Le Puntine del Mondo abbiamo un particolarissimo tutorial su come si dice, servire la pasta cacio e pepe fatta, signor Francesco, cioè facci presente questa cosa, a parte del discorso ricetta originale, ma 10 minuti dopo aver seguito un corso su YouTube. Cioè è proprio fresco di scuola, Francesco, no? L'ha testato 4 stelle Pirelli. Esatto. No, Michelin, Pirelli. I remember all my life raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh Mandy, well you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh Mandy, will you kiss me and stop me from shaking? Vedi, Porto Pirone è una meta molto strana, non bisogna avere aspettative, è una cosa che o ti piace o non ti piace, per me è magica. Non so, già la prima volta mi ha lasciato incantato, è una cosa, mi riporta un po' indietro nel tempo, mi piacciono le spiazzette piccole, i tramonti, la torre, la gente, l'ospitalità, hai visto? Ah sì, saluto anche Giuseppe che ci aiuterà domani a andare a prendere le toppe per la ruota di Pulmin. Giuseppe è uno dello staff qua del campeggio, veramente molto molto simpatici e gentili, veramente. Non mi hanno pagato, non mi hanno fatto alcun tipo di sconto, non conoscono le puntine del mondo, un po' fortuna, quindi vuol dire che è proprio brava gente. E va bene così, tutto va. Mi piace. Giuseppe all'opera. Grazie. Un chiodo, Dite. Pensa, gentile pubblico, questi magari non tutti lo conoscono, si chiama, diciamo, nel gergo un po' dialettale funghetto, sicuramente avrà anche un altro nome tecnico, no? Sostanzialmente è una cosa che pesa niente, non ti occupa niente, è una specie di gomma, ok? Va infilata dentro il buco, probabilmente con l'apposito attrezzo, ma stiamo parlando comunque di un kit, cioè ti danno tutto, tu lo compri, ti danno tutto. Qua gli sta mettendo Giuseppe, credo, una sorta di reagente, un qualcosa. È un mastice. Un mastice, va infilato al posto del buco e tirandolo fuori fa questo effetto di tappo,
di aderenza con la parte interna della gomma. Successivamente un altro consiglio che si può dare, vista l'esperienza che abbiamo avuto, di avere un compressorino tipo quelli che abbiamo fatto la recensione quella volta, 12 volt in camper, non pesa niente, non occupa niente, costa poco e ti gonfia la ruota quel tanto che basta per arrivare al distributore. Frutta, verdura, bombole, gas. Marolla, 100%, dai che vai. Dove vai adesso? Allora, un camion. Di chi? Di Giuseppe. Mi hanno detto che... Ma perché guidi tu un camion? Perché non tiene la patente. No, avevi già la posa da cantiere, da anziano. Per la sera, no? Sei emozionato che guidi un camion? Andiamo a cercare Giuseppe. No, no. Ah, il camion, pensavo Giuseppe. Sei emozionato? Sì, perché non... Hai l'ansia da prestazione? No. Boss, buongiorno. Secondo me ti sente lei in carrega l'alimentari? Scarico, sì, cioè si può passare, Sì. ma preferirei. Secondo me ti conviene sederti là a fare alimentari. No. Sì. Se ti mancano le chiavi? No, paura che l'ha già preso. Niente giro in cambio. No, dai! Bravo. Ragazzi, oggi andiamo oltre il livello Caraibi, cioè guarda, siamo non so cosa, è trasparente, ma a parte è trasparente, è proprio quel celeste, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. E provo un attimo a riassumere il discorso del campeggio a Porto Pirone, perché come hai visto è una cosa un po' particolare. A me piace tantissimo, però può non piacere magari molto a chi si aspetta dei bagni con le docce, quelli pulitissimi, tenuti in ordine. No, è una cosa abbastanza easy alla mano, però contemporaneamente è anche parecchio economico, perlomeno fuori stagione quando ci andiamo noi, 3 persone col camper 25 euro, e veramente hai visto il personale squisitissimo. E soprattutto il fatto che tu non devi attraversare strada, non devi prendere navette, non devi prendere niente. Guarda, esci dal campeggio, cioè hai praticamente 10 metri, a 10 metri hai l'acqua, appunto. È bellissima sta roba. Dai, che venerdì! 8 euro, 3 pomodori, li buonissimi, sa? Proprio appena adesso. Infatti adesso Con la verga. qua feo è colaio. Colaio, butti via tutti quanti i germi. Questa è una beatività. Guarda, una barchetta. Che te scherza? No, mangiare magari no, ma un spritz, robe. Tutto un remo. Memo puntine del mondo. Che stracutis. C'è probabilmente un autoctono che nuota nelle spiagge caraibiche di questa zona chiamata le Maldive del Salento. E qua che stai ben a Silla tipo il TG5, tu capivo? Sì. Cioè, beh, bello cazzo. Ma sì, Star Wars, TG5. È sempre fantasy tutti, no? Cesco! È bello! È che c'è troppa gente, cavolo! Occhio, occhio alla signora! Ma che come? La mamma è andata a fare tutorial come cavalcare Francesco. Ecco, ti metti tipo qua dietro, fai vai Cesco! Eccoci qua, e ora voglio provare. Ho da spugare dentro la maschera di Francesco? No! Ah sì, che spugna dentro? E... voglio fare questa recensione di questa maschera che ti ho già anticipato e dopo ti rispiego. Non so se è larga, forse c'è da fare un po' di pratica perché non riesco a respirare io. Come non riesci a Non riesco a respirare, ma con questo fuori. E comunque ho dell'acqua che mi va in bocca, quindi un poco che respiro lo faccio col naso. Vabbè, ci fa il tutorial Francesco. Vediamo. Vedi che c'è tutta l'acqua là? Nel mento, nel mento.
respiravo bene io. Ah sì? Ok, ora respiro. Allora respiro, però non è facile ingannare il cervello, perché nonostante io respiro, quando scendo dentro in acqua c'è una sorta di panico, il senso di affogamento. Il mio cervello vede che vado sott'acqua e quindi si impanica, dice cazzo non puoi respirare sott'acqua, hai capito? Qui c'è quel passaggio da... Prego. Cannella e continui a provare. Ah, Marilena è! Sì, Questa qua che sei! Non so che è riconosciuta! È questa qua che sei qua mio Francesco! Notare che non ci riconosciamo neanche tra di noi, è stupenda sta roba qua. Questa qua che... continua a venire medio e a GoPro i pesci, ma ci conosciamo! Ovvio! Sei mio! Cosa sfrutto come... sempre! Ma cosa? Con le mani incrociate! I dettagli, i particolari, cioè quando mai? Oddio, quanto profondo è adesso? Mi hanno, come si dice? I pirati là quando tiravano pacco, come si dice? No, disertori, quelli dei militari, aveva un'altra parola, ammutinamento, ammutinati. Cazzo, sono nella parte blu, quella che è fonda, ok, vabbè. No, ecco qua i profughi recuperati, adesso li tiriamo a riva. Jesu lo farebbe. Tu lui te lo ricordi? No, ma è stranissimo, ragazzi. No, grande amico Beppe, ma è stranissimo rivederlo dal vivo. Cioè, quando non ti vedi dopo tanti anni. 2 anni e mezzo, No, di più, è strano, ottobre. è strano. Cioè, proprio non so descrivere, ma è. Ti senti quasi in imbarazzo, no? Cioè, è strano, è strano. Dici, chi è sto qua? Facebook, Che fai tutorial di come si mangia. come si mangia? Ma non si fa. Cosa c'è Questi poi? sono i nostri peperoni. Aspetta, perché gentile pubblico, voi non avete sentito, perché la telecamera era spenta. A parte sì, bello il gesto, i peperoni locali eccetera, ma sono del suo orto, Mio cioè orto, è diverso. Questi si prendono così e Aspetta si che fa il mangiano tu- direttamente così. Un caffè, Questi un sono- caffè buffego. Le quinte non si è visto. Però si sente, dai. Col caffè proprio. Dai che veniamo a trovarti Sì, chissà un sì. giorno. Italia, saluta il Beppe, ti sei perso tutte le chiacchierate interessanti, Eh. ti sei visto solo il buongiorno, piacere e il ciao e arrivederci. I'll keep you out on the road, you hand upon the wheel. I'll keep you eyes on the road, you hand upon the wheel. Come to the road, that's gonna have a real.